buongiorno. Oggi parliamo della fase giovanile del pittore del Greco in vista della della visita della mostra a Treviso Ca' dei Carraresi. Il Greco nasce nel 1541 a Candia, ovvero l'isola di Creta, in un periodo in cui l'isola è sotto il dominio della Serenissima. Quindi il Greco nasce a Creta, ma nasce in una Creta veneziana. Va subito detto che i documenti rispetto alla formazione e la vita del Greco in generale non sono moltissimi, non sono particolarmente dettagliati. Tra l'altro ci sono dei buchi ben precisi per quanto riguarda sia i suoi spostamenti, che sono molteplici, e spostamenti da un punto di vista geografico, sia per quanto riguarda tutto ciò che concerne la sua vita, la sua formazione, le botteghe nelle quali si è formato. In sostanza, le uniche cose realmente certe che abbiamo e di cui disponiamo, almeno al momento, sono le opere di El Greco. Quindi anche la ricostruzione proprio documentaria e filologica della sua vita e della sua opera sono in alcuni casi effettivamente un po' problematiche. Comunque, 1541 El Greco nasce a Candia da una famiglia probabilmente molto ricca, e questa agiatezza gli consente di fare delle scelte ben precise. Questa agiatezza economica gli consente di andare a bottega in alcune delle più importanti, delle principali botteghe appunto di scuola artistica dell'ambito cretese. Si forma in ambito bizantino. Le prime opere prodotte da El Greco sono di chiaro stampo bizantino e questa assoluta precisione e questo assoluta, come dire, inquadramento all'interno di certi schemi, di certi canoni stilistici che sono veramente rigorosi e per certi versi ferrei, che lui ha e che lui vive nei primissimi anni, nel primissimo periodo della sua formazione, gli consentono probabilmente poi, in età matura, soprattutto durante l'ultimo periodo, lungo periodo della sua vita, che è quello spagnolo, di arrivare, di approdare a dei risultati che sono incredibilmente moderni. Quindi è proprio la partenza da basi molto rigorose e molto inquadrate che gli consente evidentemente di diventare molto più libero dopo, perché la certezza e la sicurezza che gli ha dato la sua formazione rigorosa e bizantina gli consentono di fare questo. Inizia quindi il suo apprendistato come pittore di icone nella scuola cretese, dove si era sviluppato il nucleo principale dell'arte post-bizantina. È molto probabile che la religione di El Greco fosse di tipo ortodosso, ma anche su questo non abbiamo certezza, perché poi lui, quando si trasferirà in Spagna, dichiarerà di essere cattolico, ma anche su questo la documentazione non è precisa, per cui la sua produzione artistica di tipo religioso è vastissima, ma non siamo certi circa la confessione alla quale appartenesse, cioè se quella ortodossa oppure se quella cattolica. Ad ogni modo, è chiaro che, essendo lui nato nel 1541 a Candia, in una Candia veneziana, l'esigenza che lui ad un certo momento sente fortissima è quella di andare a Venezia e di formarsi nella città lagunare. Quindi è molto probabile che nel 1567 o intorno al 1567 El Greco, il cui vero nome era Dominikos Theotokopoulos, decida di trasferirsi nella città lagunare appunto, e nel 1567 probabilmente entra in contatto con i più grandi artisti e pittori veneziani viventi, molto probabilmente con il vecchio ma ancora vivo Tiziano, il quale certamente influenzò in maniera notevole da un punto di vista stilistico la produzione pittorica di El Greco. La formazione veneziana così forte che lui ebbe si vede, e lo vedremo più avanti nel corso delle nostre chiacchierate, si vede soprattutto nell'uso incredibile che il Greco fa del colore. È evidente, assolutamente evidente, che il Greco muove, usa, schizza, spalma il colore esattamente come fanno i grandi maestri veneziani. Ma di questo parleremo più avanti. Se volete informazioni, se volete fare una prenotazione, scrivete all'indirizzo email info@theveniceguide.it, ma lo trovate scritto in sovraimpressione. Per adesso vi saluto, ciao a tutti, buona serata.